Signore e signori, buonasera, benvenuti all'edizione delle 19:10 di Eder Production Isole Sparse, giornale del web. Vediamo da dove partiamo a raccontare questa sera le vicende. Siccome prima non sono andate in onda, cominciamo dal rogo del Corano, proteste in India, slogan contro gli Stati Uniti e i dissacratori del libro sacro dell'Islam. Le forze dell'ordine sono intervenute uccidendo 7 giovani e fermandone una ventina. Ne parla la Repubblica 37 minuti fa. Invece la scuola al via l'anno della riforma Gelmina, docenti accettino la sfida. Roma, 13 settembre, rispetto a tutti coloro che protestano, ma non è il primo anno e non ricordo anni scolastici che non siano stati accompagnati da proteste. E se qualcuno vuole qualche approfondimento sul canale di Serafino Massoni, questa sera dedicato completamente alla scuola, ma in questo caso qui abbiamo il velino 42 minuti fa, mentre abbiamo dal Venezuela precipita un aereo, 23 superstiti sono gravi. L'agenzia giornalistica Italia 38 minuti fa. A Caracas ci sono circa 23 superstiti gravemente nell'incidente della compagnia aerea Conviasa, precipitato l'aereo in Venezuela con 47 persone a bordo nel volo. Lo ha reso noto il governatore dello stato del Bolívar, Francisco Rangel. Scendiamo con le notizie. Betancourt, Le Monde accusa l'Eliseo. 5 ore fa il quotidiano francese Le Monde accusa in prima pagina l'Eliseo di aver violato la legge sulla protezione delle fonti dei giornalisti e annuncia un'imminente denuncia contro ignoti. La questione 5 ore fa liberonews.it. Poi da TG.com, Bin Laden Jr., morti 2 gemelli un'ora fa. Louise Pollard, 24enne inglese, scelta dal figlio di Osama Bin Laden come madre surrogata, ha perso 2 gemelli che portava in grembo dopo un'aggressione in strada in Siria. Amnesty denuncia in Iraq violenze sui prigionieri, il secolo XIX, un'ora fa. Gli Stati Uniti hanno consegnato diverse migliaia di prigionieri iracheni alle forze di sicurezza di Baghdad, malgrado ci siano prove documentate di loro abusi sui reclusi. Ma scendiamo, vorremmo andare agli spettacoli perché c'è un personaggio molto famoso che si chiama Lady Gaga, fenomeno tra premi, accuse e gossip. 41 minuti fa su ansa.it Roma, Katy Perry ha detto di lei è allo stesso livello di un comico che fa battute sulle scorregge, e arriva ancora una pesante accusa di plagio. Ma Lady Gaga, tra un travestimento, un hit e una pioggia di premi al MTV Video Awards di Los Angeles, credo. Comunque vi rinvio alla notizia ANSA che potete trovare sulle news di Google. Così andiamo pian piano a conoscere questo mito giovanile, o mito di giovani. Ecco, ho detto anch'io per la prima volta, ho citato questa artista che non conosciamo per ora, ma i giovani sono molto entusiasti. Possiamo approfondire leggermente questa notizia e vedere cosa dice di preciso l'agenzia ANSA
oppure anche passare da un'altra parte. Cantante ispirata ai look appariscenti quando inusuali, una figlia morta suicida nel 2008. Secondo il sito TMZ, la signora sostiene che Lady Gaga ha rubato e copiato l'idea del look e dello stile dalla ragazza conosciuta nel 2007 in uno studio di registrazione. Inizialmente le due avrebbero dovuto creare un duetto dove Lina cantava e Lady Gaga scriveva i testi delle canzoni, ma almeno secondo quanto sostiene la madre di Lina, Yana Gaga avrebbe iniziato a copiare il look della figlia agli inizi della sua carriera. Vabbè. Andiamo alla conclusione per dire che la sua musica e il suo look sono influenzati da icone del glam rock come David Bowie e i Queen, e la loro radio Gaga ha ispirato il suo nome d'arte, ma anche star del pop come Madonna e Michael Jackson. La leggenda narra poi che Gaga, una brunetta naturale, abbia virato sul biondo platino perché veniva sempre confusa con Army Waynews. Camaleontica e provocatrice, adorata dai gay, amante dei tatuaggi, è uno dei simboli della pace ispirato a John Lennon, il suo eroe. Un altro è una citazione del suo poeta preferito Rainer Maria Rilke. Spesso parla dei suoi fans chiamandoli piccoli mostri. Per scoprire i lati più nascosti di questa nuova diva mediatica bisognerà attendere il 14 ottobre, giorno di uscita negli Stati Uniti della sua biografia intitolata Poker Face, There Is and There Is of Lady Gaga, che non c'è nessun dubbio sarà sicuramente un altro successo. Grazie se mi avete ascoltato, buona serata.